È chiaro che noi desideriamo che riprenda un programma per aumentare l'offerta di alloggi popolari, no? Di edilizia pubblica, insomma, chiamiamoli così. E a questo proposito pensiamo che si potrebbero riqualificare tanti edifici pubblici non più utilizzati, caserme, ospedali, qui Palazzo Bernini, Palazzo delle Poste, parliamo di Catania, ma pensiamo anche alle tante famiglie, anche di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e che adesso hanno perso anche la casa perché avevano la casa in affitto e che ora dormono in macchina o sono ricoverati in alloggi di fortuna oppure per la settimana sono nel B&B che gli paga il comune, ma dopo la settimana sono fuori. Pensiamo che su questo ragionamento vada attivata una mediazione tra proprietario e possibile inquilino, perché il comune si trova anche nella situazione di non utilizzare neanche il fondo per i 250 euro di contributo a chi per l'affitto, perché le persone non riescono a trovare una casa, perché la casa a chi è senza soldi, è senza lavoro, è senza busta paga non gliela affitta nessuno. Quindi basterebbe anche l'ufficio per la mediazione, qualcosa la recupereremmo, per cui, come dire, abbiamo bisogno che il problema dell'emergenza diventa prioritario nell'agenda politica, dopo il lavoro, la casa. E l'altra, noi oggi non siamo centinaia, non siamo milioni, siamo un gruppo, è un presidio, ma tanta gente si vergogna di questa condizione, soffre per questo e quindi non è disponibile a manifestare. Un problema che noi sentiamo molto perché ci rendiamo conto di cosa pensano e cosa sentono le persone che arrivano da noi, che si rivolgono a noi con una speranza. Noi non riusciamo ad affrontare il loro problema se non abbiamo. Ma allora i dati del Ministero degli Interni sono che ci sono 800 famiglie sfrattate ogni anno con l'ufficiale giudiziario, sempre in aumento, quindi in media io negli ultimi 3 anni dico 800. Rischiamo quest'anno di averne molti di più perché la crisi non è finita, il lavoro si perde come? Allora lei consideri, ci sono qui persone, 30 anni di contributi, non sono più tanto, non sono anziani, non hanno i 70 anni ormai, 67 per la pensione, devono stare 7 anni aspettando la pensione, nel frattempo hanno perso la casa. Quindi che fanno? Persone grandi, non stiamo parlando di ragazzini, oppure coppie con bambini, lavori, quindi c'è una situazione veramente grave. Tutte le persone che sono qua hanno tutte un problema di questo genere, a parte appunto chi aspetta da 15 anni la casa popolare e decide, dico allora noi perché scegliamo di non occupare noi gli immobili liberi? Perché le persone vorrebbero una garanzia di serenità e tranquillità. Quindi scelgono di non fare un atto illegale ma aspettano risposte dalle istituzioni.